Ekinaganga. La mia famiglia, siamo due. Sono una donna nello stesso giorno e nello stesso attimo fortunato in cui è nato il mio amico Carmine. Qui al Cardarelli si sentono passi, con botti, dritti tac. Abbiamo vinto lo scudetto. Anche l'ostetrica, indossa la maglia azzurra numero 10. Che Maradona! Da grandi, noi da grandi vogliamo fare i calciatori professionisti. Ah, ma per ora gioco con i giocattoli dei miei fratelli più grandi. Ma a me piace il giocattolo di papà. Lo lascia sempre accanto alla mia culla. La chiamano pistola. Niente. La mia famiglia, siamo due, abbiamo 4 anni e Carmine, ci piace giocare a pallone per strada. Siamo come culo e camicia. Papà si arrangia con gli amici suoi, mamma tira a campare. I miei fratelli vivono in un residence che si chiama Poggio Reale. Mamma gli porta sempre la pastiera e io mi scoccio perché a casa non me la fanno mangiare mai. Ma se andassi a vivere nel residence mi ci strafogherei! Ma vedrai che prima o poi ci riesco! Niente. Tarica che non è successo niente. La mia famiglia, siamo 2. Io e Carmine abbiamo 8 anni. Pure papà è andato a vivere a Poggio Reale! Che culo! A casa non mangiamo proprio, altro che pastiera. Però io e Carmine stiamo bene. Vendiamo le bustine con la roba dentro. L'altro giorno ho provato a mettermela sul pane, ma non sa di niente, mi si addormenta la bocca e basta. Nino Kurt, in cambio di questo servizio, ci dà molti soldi. Noi un po' ce li conserviamo e un po' li portiamo a casa. Poi ci accattano un sacco di caramelle. Niente. Te l'ha già detto che non è successo niente. La mia famiglia, siamo 2. Io e Carmine abbiamo 10 anni. La mia città è famosa per la pizza, la pumarola, la mozzarella. Ma a noi ci piace giocare a calcio. Sarà perché siamo nati in quel giorno lì. Però per fare i calciatori professionisti bisogna fare sacrifici e lavorare sodo. Però io e Carmine abbiamo trovato il modo per guadagnare molto faticando poco. Bisogna saper fare bene gli scippi, andare veloci in motorino contro mano, senza pietà. Niente. T'ha detto che non è successo niente. La mia famiglia, siamo 2. Io e Carmine abbiamo 15 anni e 2 moto enormi che a malapena tocchiamo con i piedi per terra. Non andiamo più a scuola, è noiosa, mi fa schifo, non serve a niente. Non sparo più ai mostri della play con la pistola finta, no! Ce n'è una vera! Come quella che tenevo papà. Pure Carmine ce l'ha, la sua è più nuova però. Io e Carmine sulla moto dalla mattina alla sera smerciamo, traffichiamo sigarette, hashish, marijuana, eroina e siamo rimmersati. Ma a 15 anni, ma che vuoi di più? Niente. Te l'ha già detto che non è successo niente. La mia famiglia, siamo 2. Io e Carmine abbiamo 19 anni, il portafogli pieno e un fierro in da sacco. Tanto nessuno ci dice niente. La nostra è un'organizzazione multinazionale che produce borse, vestiti, scarpe, con la quale si vestono i migliori attori di Hollywood. Ma facciamo anche prestiti a società importanti, con tassi di interesse molto basse, ma anche a gruppi di guerriglia, eserciti di paesi poveri. Ma la crisi economica, ma non ci tocca a noi! Abbiamo profitto a business e capitale. Siamo dei benefattori noi, diamo da mangiare alla povera gente. Arriviamo dove lo Stato non può arrivare. Abbiamo fatto più morti della mafia siciliana, più dei terroristi e più della somma delle stragi di Stato avvenute in Italia fino ad oggi. Carmine, ieri ha dovuto sparare 10 colpi in faccia a quel ciccione col Mercedes. Ma ha fatto bene, eh? Quello pagava sempre in ritardo. Niente. Tarica che non è successo niente. La mia famiglia, siamo 2. Io e Carmine abbiamo 20 anni. Sì, 20 anni. Carmine ha fatto una stronzata.
passato a lavorare con gli infami. Nino Kurt mi ha chiamato e ha detto che se voglio andare avanti a vivere devo risolvere io la questione per lui. Io penso che è meglio vivere un giorno da leone che 100 da pecora. Io penso che chi non nasce con le pezze al culo non sa com'è bello infilarsi un paio di Nike nuovi. Io penso che se sei un uomo e c'hai le palle, devi avere il coraggio di scegliere. Carmine è stato per una vita come mio fratello. Ma poi è diventata struzza. Carmine mi ha costretto a passare sta serata in merda. E se ripenso alla pastina di mia madre, mi viene da vomitare. La mia famiglia siamo uno.